Poca voglia di parlare e tanto dolore a Sant'Elena tra familiari, amici e colleghi di Zevkset Alili, l'operaio 59enne che ha perso la vita mentre era al lavoro alla Sesa di Este, l'azienda di gestione dei rifiuti nella quale era stato assunto a tempo indeterminato da 3 anni, dopo che una decina d'anni fa erano arrivati dall'Albania con tutta la famiglia, diventando poi cittadini italiani. Cittadini italiani, insomma, che credo parte integrante della nostra comunità, che adesso deve riuscire a stargli vicino. Una tragica notizia, mi sento in questo momento così difficile di esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia. Credo che questo sia la cosa più importante. Poi per il resto attenderemo che le autorità facciano il loro corso per capire le dinamiche di questo grave incidente. Tristezza e lacrime davanti all'abitazione di Zevchet, una vita interamente dedicata al lavoro e alla famiglia, con il sogno di ristrutturare una nuova abitazione dove vivere con moglie e figlie. 4 giorni fa un incidente analogo in un'azienda di Borgoricco, sempre causato dalla pressa di un compattatore della carta. La morte di una persona non è un elemento accettabile, un luogo di lavoro non è un luogo di mattanza, non può continuare a persistere questa strage che c'è sull'intero territorio nazionale e che ha colpito Padova anche in questo inizio di anno. Il lavoro deve tornare a essere sicuro, deve essere un elemento di centralità, l'uomo è la centralità in questo ragionamento e non certo l'economicità. La Sesa, dal canto suo, è vicina alla famiglia Alili e pronta a collaborare con Carabinieri e Spisal per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'azienda, che sostiene di essere sempre molto attenta alla sicurezza, è partecipata al 51% dal comune di Este. Il sindaco sarà presente al funerale, ancora da fissare, e promette sostegno alla famiglia. Sesa è un'azienda pubblica, il 51% è detenuto dal comune di Este. Insomma, io sono certo che l'azienda, insomma, opera anche in termini di sicurezza del lavoro con la massima responsabilità e serietà. Dopo si tratta di un evento inatteso e adesso siamo tutti scossi. Altro non mi sento di dire se non che, insomma, come rappresentante della comunità cercheremo di stare vicino alle figlie, alla moglie e a tutti i parenti e amici.